prova. Siamo arrivati al giro di boa di questo campionato di Serie B1. Il Volano Volley ci arriva da una posizione di metà classifica e come nostra avversaria troveremo una che sta lottando per i primi posti, in particolare al quarto posto con 22 punti in classifica contro i 18 del Volano Volley. È il momento di iniziare a girare la boa per tornare all'ultima di campionato. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la 13ª giornata, ultima giornata del girone d'andata del girone B della Serie B1, girone C, che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e il Colle Consorzio Padova. Allora, 13ª giornata, giro di boa di questo campionato di Serie B1 che ha visto un po' di difficoltà da parte nostra in certe partite e certe partite in cui abbiamo invece dominato dalla prima all'ultima palla giocata, però come si dice questo è lo sport. Allora, i primi saluti che mandiamo come di consueto sono al nostro scoutman, nonché mago delle statistiche, Andrea Zeni. Un saluto va ad Alan Berloffa che oggi è giù a fare il segnapunti elettronico per la nostra società del Volano Volley. E al mio fianco come regista abbiamo Fabrizio Sapa che lo ha sempre affiancato come aiuto regista nelle partite in trasferta. Allora, c'è un piccolo cambio di programma nella telecronaca di oggi. Di solito siete sempre abituati a sentirmi parlare dalla primo all'ultimo secondo di partita. Quest'oggi invece, siccome manca lo speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa Paolo Scrinzi per un impegno lavorativo che ci raggiungerà proprio inizio partita, sarò io a dover fare la presentazione del match a tutto il pubblico dell'Arena Biancorossa, quindi abbiamo anticipato la diretta proprio per fare questa introduzione, perché dopo fino alle 8:30 non ci sarà nessun commento. Io posso dire di aver detto tutto, quindi io vi rimando alle 8:30, ma intanto godetevi il nostro roster e naturalmente anche i nostri sponsor, perché come dico sempre senza di loro non siamo nessuno. Quindi Fabrizio, allora io ti direi mandiamo in onda prima il roster e subito dopo anche gli sponsor e torneremo poi per l'inizio della partita.
over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Il Volano e il Comune di Volano, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica la totale accoglienza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo una data specifica. Il nostro motto è "Scacciamo la violenza". Il nostro capitano Jessica Leval, consegna al capitano della Duma Paolo Volley, sarà con una mattina dedicata. Grazie. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti all'Arena Biancorossa, la casa del Volano Volley, per l'edicesima giornata del campionato di Serie B1 Girone C. La partita odierna vede a confronto la rotta del Volano Volley contro il Colle Consorzio Pala. Gli arbitri dell'incontro: primo arbitro il signor Alberto Villavezzo di Venezia, il secondo arbitro è la signora Marina Ciniacco di Venezia. Tra poco lo stato di premio. Numero 11 Federica Morbatti, numero 12 Elena Apostolo, numero 13 Federica Comotti, numero 14 la capitana Sara Colomano, il numero 18 Giuditta Romano, numero 8 Alessio Combinati, primo allenatore è il signor Lorenzo Amaducci. Lo speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa Paolo Stritti e a tutti voi che animate l'Arena Biancorossa la cura del squadro di Trento.
Il primo punto della partita è stato firmato dalla Carli. Il primo punto del Colle Consorzio Padova invece è stato su un servizio. 1 pari. Al servizio la numero 18 Giudita Romano. E dopo aver urlato per il pubblico dell'Arena Biancorossi sono tornati in telecronaca. Ace di Giudita Romano, 2-1 il punteggio a favore di Padova, che adesso si porta in vantaggio. Ancora Giudita Romano al servizio. Servizio battuto, riceve Piero Bon che questa volta fa una buona ricezione. Orlandini pallonetto, difende la numero 14 Colombano, la capitana. Free ball per la Rotoblas, Petruzziello, subito Braida dall'altra parte difende la numero 13. L'attacco è out di Federica Nonnati. 2 pari il punteggio. Servizio di Emma Orlandini. Servizio battuto, riceve avanzo. L'attacco provato, difeso da Braida. Ancora avanzo. L'attacco viene difeso da Orlandini. Piero Bon. Biellini pallonetto. Difende. Subito Bellini 2 volte. Ancora c'è la difesa di Comotti. L'attacco difeso da Braida. Comotti. L'attacco in pallonetto difeso da Manetti. E il muro vincente. Vantaggio Monster block, monster. Siamo sul 3-2 per la Rotoblas. Io spero che mi si sia sentito bene a fare lo speaker, perché è uno dei miei ruoli che mi piace di più nella mia vita. Presentare, fare lo speaker, oltre a fare le telecronache. Servito ancora di Orlandini, battuto su Comotti. L'attacco è out. Attacco out di Nonnati. 4-2 per la Rotoblas. 4-2. E Manetti. Ancora Orlandini al servizio. Riceve avanzo. Palleggio di Colambano. Oh, attenzione, Braida muro. Oh, attenzione, subito Bellini. Difende Nonnati. Colombano. Attacco, invasione contro la Rotoblas, infatti. Però l'attacco di avanzo era comunque vincente. 3-4 il punteggio. Ora al servizio. E al servizio va con il numero 11 Federica Nonnati. Pronta Nonnati al servizio per il Colle Consorzio Padova. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Braida. Petruzziello difende Nonnati. Attacco tentato da avanzo. 2 volte avanzo. Difende Bellini. Piero Bon deve concedere una free ball. Nonnati, Colombano. Attacco tentato, difeso da avanzo. Attacco vincente di avanzo. 4 pari. Pari allora. Servizio ancora Nonnati. Servizio battuto su Bellini. Braida. Sempre per Bellini che prova l'attacco. E stavolta l'attacco vincente. Nulla da fare per Comotti. 5-4 il punteggio. Il servizio va Giulia Manetti per la Rotoblas. Giulia Manetti. Servizio battuto sul libero Urbinati. Attacco tentato da Nonnati, non è andato a buon fine. Bellini, pallonetto, anche con lo zio del net, Colombano al centro. Pallonetto tentato da Comotti, ma viene difeso da Orlandini. Bellini difende Urbinati, almeno ci prova perché la palla va a toccare il tetto. 6-4. Intanto vedo che Alice si è tolta la fascia che le avvolgeva la gamba, quindi vuole lottare senza quella enorme fasciatura. Servizio battuto da Manetti. Attacco di avanzo, difende proprio Manetti, però c'è una free ball. Urbinati
Colombano. Avanzo, pallonetto, ma viene murato da Braida. Monster block, monster block, monster, monster. 7-4 il punteggio, monster block. Siamo sul 7-4 adesso per la Rotoblas. Siamo nel corso del primo set, 13ª giornata del campionato di Serie B1, girone C. Giulia Manetti, battuto il suo servizio, stavolta battezzato out dalle giocatrici di Padova e non hanno avuto torto. 5-7 il punteggio. Servizio di avanzo, riceve Orlandini, Braida al centro subito per Asia, calza però viene difeso il suo attacco da Nonnati. Avanzo, mani out, sì esatto, mani out, 6-7 il punteggio. Ancora al servizio Martina Avanzo per la servizio battuto su Piero Bon, Braida. Bellini difende Urbinati, Colombano, l'attacco tentato da Comotti e vincente, parità all'arena biancorossa, 7 pari, punteggio. Al servizio ancora Martina Avanzo. Servizio battuto su Piero Bon. Federica Braida nel lato di Petrucciello. Attacco out. Vantaggio di Padova adesso. Siamo sull'8-7 per il Colle Consorzio Padova. Martina Avanzo. Ancora lei al servizio. Servizio battuto. Riceve Orlandini. Braida subito. Federica Braida. Trovata impreparata la difesa di Padova. 8 pari. Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Urbinati, Colombano. Attacco subito di Nonnati ma viene difeso il suo attacco da Orlandini. Bellini, mani out di Orlandini di Alli. Vale 9-8, vantaggio Rotoblas. Ancora Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Urbinati. Colombano. Attacco vincente di Federica Comotti. 9 pari. 9 a pari. 9 pari. Elena Boscolo al servizio. Ne approfitto subito per mandare un saluto agli amici di Elena Piero Bon e anche agli amici che stanno seguendo Emma Orlandini. Attacco vincente di Alli. 10-9 Rotoblas. Alice Bellini al servizio. I consueti saluti che voglio mandare ai miei amici e fan che mi seguono. Mamma mia che brutto servizio. Scusate. 10 pari. Scusate, questa volta mi è venuto un po' a scappare, ma veramente era un brutto servizio. 10 pari. E al servizio la capitana di Colle Consorzio Padova, Sara Colombano. Servizio battuto su Bellini, arriva lento. E Sara Colombano ancora lì al servizio. 11-10 vantaggio per il Padova. Servizio battuto con l'ultimo ace. Riceve Bellini che questa volta riesce a fare la ricezione. Invasione contro Padova, ma credo che il punto sarebbe comunque arrivato. 11 pari il punteggio. Ne approfitto anche per mandare un saluto a Emma Galbero che è qui al palazzetto a sostenere le proprie ragazze dopo l'intervento che gli ha fatto concludere la stagione anzitempo. Servizio di Asia calza su Avanzo.
L'attacco tentato da Nonnati non è andato a buon fine. Orlandini, Urbinati, avanzo, attacco subito di Nonnati, viene difeso da Bellini. Braida, Petrusiello, pallonetto. Orlandini, muro vincente. Tentativo d'attacco di Martina avanti. Monster block, monster block, monster, monster, monster. La schiacciatrice toscana Orlandini che ha murato l'attacco. Asia al servizio, out. 12 pari. Un altro saluto che voglio mandare e anche ai tifosi del Colle Consortio Padova che oltre ad essere qua presenti, un saluto anche a chi ci starà seguendo dalla diretta streaming. Servizio di Comotti, battuto su Bellini. Braida al centro per Manetti, si spegne in rete il suo attacco, peccato. Vantaggio Padova 13-12 punteggio. E al servizio di nuovo Federica Comotti. Servizio battuto su Bellini. Braida, Manetti, murata e arriva il muro vincente di Giuditta Romano. 14-12 vantaggio, doppio vantaggio per Padova. Forse Luca Pallatini potrebbe chiamare il time out, che eccolo qua. Sponsor. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo nel corso del primo set di questa 13ª giornata Giro di Boa della stagione 2022-2023 della Serie B1 Girone C. 12-14 il punteggio a favore di Padova, che adesso sta conducendo con 2 punti di vantaggio sulle biancorosse di Luca Parlatini. E al servizio va la numero 13 Comotti. Braida, Petrusiello, mani out, Carli. 13-14 punteggio. Carlotta Petrusiello al servizio. Oddio del net Urminati Colombano. Attacco tentato dalla numero 11, non è andato a buon fine. Piero Bon, Orlandini, attacco vincente. PM Orlandini, 14 pari. Carlotta Petrusiello, ancora lei al servizio. Servizio battuto. E arriva l'Ace! Carli! Ora il servizio ancora Carlotta Petrusiello. Servizio battuto. Riceve Comotti. Attacco di avanzo è vincente. 15 pari. Al servizio va la numero 10, l'autrice dell'ultimo punto. No, scusate, la numero 18, scusate, Giuditta Romano. Giuditta Romano al servizio per il Colle Consortio Padova. Servizio battuto su Alice Bellini. Braida dal lato di Orlandini. Mani out di Orlandini che vale 16-15. Al servizio va Emma Orlandini per la Rotoblast Volano Volley. Servizio battuto. Attenzione. Manetti. Fischiato un fallo di
fallo contro Padova, 17-15. Al momento nessuna delle due sembra prendere il sopravvento. Servizio di Orlandini battuto su Avanzo. Avanzo ad attaccare. Difende Piero Bon. Bellini al centro per Orlandini. Lo sviglio del muro, attenzione. Colombano. L'attacco tentato da Nonnati non è andato a buon fine. Ancora Orlandini al centro. Difeso il suo attacco sia col muro che poi con Colombano. Urbinati. L'attacco di Nonnati viene difeso da Braida. Piero Bon. Bellini. Murata Bellini da Nonnati. 16-17. Ora al servizio Federica Nonnati, l'autrice dell'ultimo muro per la Colle Consorzio Padova. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Bellini attacca. Vincente il suo attacco. Ma c'era anche l'invasione contro il Colle Consorzio Padova, ma comunque il punto sarebbe arrivato. 18-16 il punteggio. Giulia Manetti al servizio per la formazione biancorosso di Luca Parlatini. Servizio battuto su Comotti. Colombano avanza ad attaccare. Attacco vincente in mezzo a Bellini e a Manetti. Il suo attacco 18-17 punteggio. Punticino tra le due formazioni. Martina Avanzo al servizio per Colle Consorzio Padova. Servizio battuto. Servizio out. Orlandini è saltato, ma è stata avvisata da Piero Bon di lasciarla uscire. Scelta azzeccata. 1-19-17 punteggio. Ancora al servizio ora c'è la numero 11 Braida. Arriva Lenz. Salto poderoso di Federica Braida. Pronto il time out di Lorenzo Maducci sponsor. Smart Sound. Smart Sound. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano. Siamo sul punteggio di 20-17 a favore della Rotoblas. Volano Volley che ora sta conducendo il primo set. Federica Braida al servizio, l'autrice dell'ultimo ace dell'ultimo punto. Colombano, servizio l'attacco di Comotti non è andato a buon fine. Trussiello, mani ovviamente, palla sull'asta, ma il punto è della Rotoblas perché prima ha toccato le mani avversarie, dopo ha preso il punto, ha preso l'asta, quindi 21-17. Ancora Braida al servizio per la Rotoblas. Volano Volley, servizio battuto, riceve avanzo, l'attacco Murato, però ancora la metà campo. Il tentativo di Comotti non è andato a buon fine. Bellini con l'audio del muro difende avanzo. Colombano. Comotti difende solo il suo attacco anche qui con l'audio del muro. Petrusiello difeso ancora da avanzo. Colombano. Comotti pallonetto, difende Bellini. Asia, bella che difesa di Petrusiello che si è dovuto impegnare tanto. Colombano. Comotti difende ancora Piero Bon. Braida. Bellini pallonetto. Tensione Nonnati. Urbinati. Comotti. È il punto alla fine per Padova. Un grande applauso, se lo meritano tutte e due le squadre per questa bella azione di entrambe, perché comunque la Bellini, comunque la scusate, sto dicendo tutte le giocatrici sbagliate, voglio dire la Piero Bon, una super difesa, ha evitato il cappotto in quel momento lì sul muro. Ora al servizio
Elena Boscolo. Intanto la vice capitana Bellini chiede la rotazione per evitare un possibile fallo. Servito battuto, Braida, Petruzzello, mani, out. Colpisce le mani di Romano, 22-18 punteggio. Time out ancora per Armaducci, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Bolano. 2 time out usati da coach Amaducci per Padova. Uno solo usato da Luca Parlatini. 22-18. Servito di Bellini. Battuto su la numero 13, Comotti. C'è l'invasione contro la Rotoblas. 19-22. Come il vecchio numero della Tele 2. Servizio a favore della capitana Sara Colombano. Servizio battuto su Piero Bon, Braida, Orlandini, attacco vincente. Servizio, scusate, attacco vincente laterale sinistro che vale il 23-19. Asia calza al servizio per la Rotoblast. Out il suo servizio. 20-23. 20-23. Al servizio la numero 13 Federica Comotti per il Colle contro Padova. Servizio battuto su Bellini. Braida. Attacco di Petruzzello. Bello l'attacco di Petruzzello. 24-20. Brava Carli. E c'è adesso il set ball per la Rotobla. Un bel attacco della Carli. Un ottimo diagonale. Al servizio va proprio l'autrice dell'ultimo punto. Carlotta Petruzzello. Palla set per lei. Servizio battuto su Urbinati. Attacco, mani, out, sì. Attacco vincente di Federica Nonnatti che annulla il primo set ball. 21-24 il punteggio. Giudita Romano al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Braida, lato Orlandini. Lato Orlandini che è vincente. 25-21. La Rotoblast vince il primo set. Andiamo con gli sponsor, torniamo per l'inizio del secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Take you. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Non ho visto nessuno portarlo, ho detto magari. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Il primo set si è concluso a favore della Rotoplas Volano Volley, che vince per 25-21 ed è in vantaggio per 1-0 nel quoziente 7. Allora, riepiloghiamo i punti di questo set. 1 punto per Manetti, 2 punti per Braida, 5 per Orlandini, 7 per Petrusiello e 5 per Bellini. Quindi il nostro trio d'attacco, diciamo che è sulla stessa lunghezza d'onda, proprio perché con la Carli opposta che ha fatto 7 punti, la Bellini e Orlandini sono arrivati a 5. Servizio di Manetti battuto su avanzo. L'attacco di Romano è vincente, sì. 1-0 per la Duna, 1-0 per il Colle Consorzio Padova. Allora, 20 punti di squadra, 5 su errore per la Rotoplas. Riguardante il lato di Colle Consorzio Padova, intanto al servizio è pronta la numero 18 Romano, autrice dell'ultimo punto. Arriva l'Ace. Sì, esatto. Non l'ha toccata nessuno. Chiede, dicono che né Piero Bon né Bellini dicono di averla toccata. Non l'ha toccata nessuno. Infatti, però diciamo che la protesta della Rotoplas si è già comunque spenta per evitare problemi. Però era abbastanza netta. Un altro ace di Romano. Questa volta però l'ace è giusto. 3-0. Forse Luca potrebbe già chiamare già il time out. Forse siamo già pronti per la pausa. No. Allora Giulietta Romano, ancora lei al servizio, autrice di 2 ace consecutivi. Servizio battuto. Stavolta Bellini non glielo permette. Petrusiello, attacco vincente. Brava Carli. 1-3. Allora, vi riepilogo invece i punti ad una pad del Colle Consorzio Padova. Servito alla Petrusiello. Allora, avanzo 3 punti, 2 punti non nati, 4 Comotti, 1 Colombano e 2 Giuditta Romano. 12 punti di squadra, 9 su errore. Quindi 2 punti. E arriva il muro vincente della Caterina e di Braida. 2-3. Sembrava di Braida a me il punto del muro. Ancora Carlotta Petrusiello. Quindi gli errori che hanno permesso alla Rotoplas di vincere il set, a sfiorare il tetto per poco, ma non ha toccato il tetto. Bellini, Braida, lato Orlandini, e c'è toccato l'asta, sì. Quindi 4. Toccato l'asta dopo le mani, quindi 3 pari. Carlotta Petrusiello, ancora lei al servizio. Di nuovo la parità dopo 3-0 loro. È arrivato il 3 pari. Impegno in rete. Un'altra pallonata contro la Caterina Miori, che oggi è bersagliata dalle pallonate. Dopo anche quelle del riscaldamento. 4-3 a favore del Colle Consorzio Padova. Diciamo il quoziente errori, 5 punti regalati dal Colle Consorzio Padova, che infatti con quei 5 punti ha permesso alla Rotoplas di portarsi a casa il set. Ha tentato l'attacco Miori. Attacco tentato anche da Boscolo, ma non è andato a buon fine. Petrusiello, pallonetto, difende scusate, aveva difeso Colombano. Braida. Orlandini, attacco tentato, ma è però Urbinati ci ha messo una pezza. Braida, Orlandini, e si spegne in rete, sì. 5-3. Federica Nonnati al servizio. 5-3.
Al servizio va proprio Nonnati. Servizio battuto, out. 4 a 5. Intanto vedo un... Forse non lo vedete voi perché è abbastanza piccolo, ma c'è uno striscione a favore della nostra Alice Bellini. Forza Alli. Servizio di Orlandini Ace, vincente. Parità, 5 pari. No, sì. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su Comotti. Subito. Oh! Ha difeso Orlandini. Bellini. Viene difeso anche lei su Taco Braida. Petrucciello out. Peccato, non siamo riusciti a sfruttare questo attacco. 6 a 5 punti. 6 a 5 il punteggio. Attacco vincente di Colle Consorzio Padova. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo sul punteggio di... Scusate. Ok. Siamo sul punteggio di 7 a 5 a favore del Colle Consorzio Padova, che adesso sta conducendo il secondo set con 2 punti di vantaggio sulle biancorosse di Luca Parlazzini. Servizio di avanzo, out. 6 a 7 il punteggio. Caterina Miori al servizio. Quindi la novità è che adesso non c'è più Asia Calza, ma c'è Caterina Miori al suo posto. Servizio battuto su Ulminati. Attacco tentato da Boscolo, ma non è andato a buon fine. Petrucciello difende Nonnati. Urbinati. Comotti è vincente. Il suo attacco. Siamo sull'8 a 6. Elena Boscolo al servizio. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Petrucciello free ball. È andata out. Però la sua free ball. 9 a 6. Prende un po' di vantaggio adesso la Padova. Servizio ancora. Boscolo. Servizio battuto. Riceve Bellini. Braida. Lato Bellini. Murata Bellini. Però salva Piero Bon. Attacco di pallonetto di Petrucciello non è andato a buon fine. Romano. L'attacco di Comotti. È vincente. Sì, il suo attacco è vincente. 10 a 6 il punteggio. Forse è pronto il time out. No. Adesso inizia la lotta tra le due tifoserie. Volano un lato, Aduna dall'altra. Servizio out. Sì, servizio out, sì. 7 a 10 il punteggio. Appena si è iniziato a salire il coro Aduna, è arrivato il coro Volano. Federica Braida al servizio. Braida, servizio battuto su avanzo. Romano ha tentato il suo attacco ma non è andato a buon fine. Braida, lato Bellini.
Alice Bellini però viene difeso proprio da avanzo. Attacco di Comotti, la spara in rete il suo attacco. 9 a 8 a 10 punteggio. Ancora Federica Braida al servizio. Battuto out. Siamo sull'11 a 8 adesso. Sara Comotti, Colombano, scusate, Sara Colombano al servizio. Servizio battuto, riceve Bellini. Braida Bellini, attacco difeso da Urbinati, avanzo. Ma c'è la free ball. Orlandini, Braida. Petruziello, murata per Petruziello da Nonnati. 12 a 8. Sara Colombano al servizio. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Bellini si è impegnata duro per prenderla sta palla, Romano. Attenzione attacco murato di Nonnati. Comotti, murata anche Comotti. Urbinati, attacco di Nonnati, difende Orlandini. Bellini, Urbinati ancora, Colombano, Nonnati con l'ausilio del muro, difende Braida. Piero Bon, Bellini, difende Urbinati, avanzo dall'altra parte, Comotti, Piero Bon, e c'è però la free ball adesso. Avanzo, Colombani, Comotti, attacco vincente di Comotti, vale il più 5 adesso per il Colle Consorzio Padova. Arriva il time out per Luca Parlatini, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Luca Parlatini ha già usato tutti e due i time out, quindi adesso non ha più nessuna possibilità di bloccare il gioco. Mentre coach Amaducci non ha ancora usato un time out, quindi ha ancora tutte le chance a disposizione. Servizio di Colombani, si impegna in rete. 13 a 9 il punteggio. Alice Bellini al servizio per la Rotoblas. Volano volley. Servizio di Bellini, riceve Comotti, Colombano, tacco, tentato, e non solo è stato tentato ma è stato anche vincente di Federica Nonnati. 14 a 9. Al servizio Federica Comotti per il Colle Consorzio Padova. Servizio battuto, riceve Bellini. Braida, lato a dietro, Manetti. Oh, no, che sfortuna. È andata benissimo al Colle Consorzio Padova. 15 a 9. Benissimo battuto su Bellini. Braida, subito Manetti stavolta. Niente da fare neanche stavolta.
Arriva l'attacco vincente di, credo, Comotti. Non ho visto bene l'immagine. 16-9. Massimo vantaggio della partita. Più 7. Ancora Comotti. Riceve Bellini. Braida. Lato di Petrucciello. E stavolta è vincente. 16 punteggio. Puglia ha battuto il suo servizio. Urbinati. Attacco di avanzo non è andato a buon fine. Manetti. Petrucciello. Out. 17-10 punteggio. Subito botta e risposta tra le due tifoserie. Ancora Bellini ha ricevuto il servizio di Romano. Orlandini, pallonetto, difende Colombano. Bagger di Romano. Attacco di Nonnati, viene difeso da Braida. Bellini. Miori, free ball. Romano. Colombano al tacco. Boscolo al centro. È vincente. 18-10 punteggio. Giudita Romano al servizio. Servizio battuto su Bellini. Braida al centro. Bellini. L'attacco è vincente di Bellini. Sì. 18 punteggio. Carlotta Petrucciello al servizio per la Rotoblas. Servizio battuto. Riceve Urbinati. Attacco vincente di Nonnati. 20-11 il punteggio. No, scusate, 19-11. Non riesco a vedere il numero di maglia, ve lo dico fra un attimo appena lo batte. Il servizio per Colle. Consorzio Padova è l'11. Nonnati. E arriva l'ace di Nonnati. 20-11 punteggio. È proprio botta e risposta qui. Coro per la Duna e arriva il coro per il volano. Il servizio di Nonnati su Pero Bon. Braida. Orlandini. È vincente l'attacco di Emma Orlandini. 12-20 punteggio. Insomma, questo è, si può anche dire che è stato un set abbastanza a senso unico. Emma Orlandini al servizio. E intanto al posto di Elena Pierobon è entrata Anna Cramerotti. Quindi cambio di liberi per questi ultimi putti. Orlandini servizio, battuto su avanzo. Colombani, avanza, attacca, difende proprio Petrucciello e Braida! Nonostante la difesa un po' che sembrava andare nella metà campo trentina e padovana, Federica Braida la manda dall'altra parte, trovi impreparati alla difesa della Colle Consorzio Padova. Servizio di Orlandini battuto su avanzo. Colombano. Boscolo deve concedere una free ball. Braida. Miori. Caterina Miori. Time out. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Il primo time out usato anche da coach Amaducci in questo secondo set.
Ne rimane ancora uno alla formazione padovana. 14-20 il punteggio. Al servizio ora Emma Orlandini per la Rotoblas. Servizio battuto su avanzo Colombano, avanzo, mani out di avanzo. 21-14. E quindi 21-14 l'attacco vincente di avanzo. Cambio per Padova. Entra Sofia Nalin ed esce proprio l'autrice dell'ultimo punto, Martina Avanzo. Quindi al servizio va proprio Sofia Nalin. Quindi nessun cambio a livello formazione, perché uno schiacciatore per uno schiacciatore. Quindi servizio battuto di Nalin. Braida Bellini. Attacco difeso da Comotti. Cramerotti dall'altra parte. Colombano. Attacco è vincente di Comotti. Andiamo sul 22-14 adesso. Insomma, questo vuole dirlo, ma non è stato un bel set da parte nostra. Il risultato si sta vedendo. Più 8, meno 8 adesso tra le due formazioni. Servizio di Nalin battuto su Cramerotti. Miori. Invasione contro. Infatti invasione sotto rete del Padova. Quindi 15-22. Miori. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto su Nalin. Colombano. Comotti. Miori. 23-15 il punteggio adesso. Servizio di Elena Boscolo per Padova. Servizio battuto su Orlandini. Vai da. L'atto di Petruzzello viene difeso da Colombano. Il tentativo è vincente di Comotti. 24-15 punteggio adesso. C'è set ball per Padova. Al servizio ci dovrebbe essere ancora Boscolo. Sì. Servizio battuto. Out il suo attacco, il suo servizio. 16-24. Federica Braida al servizio. Servizio in rete. 16-25. Andiamo con gli sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the ground take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the ground take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the ground take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the ground take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the ground take you? Show evidence of having been, or also from national press services
Nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano, siamo sul punteggio di 1 pari. Siamo sul punteggio di 1 pari. Allora, riepilogo di questo set, anzi scusate, questo è il riepilogo di tutti e due i set giocati. Braida, Petruzziello viene difeso il suo attacco da avanzo. Urbinati, l'attacco di Comotti viene difeso da Orlandini. Braida, Orlandini ha difeso avanzo, scusate il colpo di tosse, mi inizio già a perdere la voce. Petruzziello, attacco out. No, c'è il tocco! Sì, c'è il tocco. Comotti l'ha confermato. 1-0 il punteggio a favore della Rotoblas. Tardi, però. Allora al servizio c'è la Carlotta Petruzziello per la Rotoblas. Servizio di Urbinati, Colombano. L'attacco è vincente di Bosco. Elena Boscolo al servizio. Allora, riepilogo veloce dei punti dei due set. 1 punto per Miori, 1 per Manetti, 4 per Braida, 7 per Orlandini, 9 Bellini, 7 Orlandini, 9 Petruzziello, 6 Bellini. 2-1 il punteggio per la Rotoblas. I punti totali di squadra sono stati 28. Emma Orlandini al servizio. I punti invece della Duna: 4 per Avanzo, 6 per Nonnati, 2 per Boscolo, 11 per Comotti, al momento MVP di partita, e 1 punto per Colombano e 5 per Romano. 29 punti totali di squadra. Quindi questo conferma quanti punti la Rotoblas ha regalato. Al servizio adesso c'è Sara Colombano. E arriva l'Ace. Vantaggio Padova, 3-2. Ancora Colombano al servizio. Attrice dell'ultimo Ace. Stavolta è out. Sì, 3 pari. Quindi ritorna a giocare la Jessica De Val. Giulia Manetti servizio, Colombano, attacco murato da De Val. No, Federica Braida. Monster block, monster block, monster, La monster. risultata che ha fatto Jessica, che avete murato lei. È stato tratto in inganno.
Ancora Giulia Manetti per la Rotoblast. 4-3 il punteggio. Servizio battuto su avanzo. Colombano. L'attacco vincente di Nonnati. 4 pari. Servizio. Servizio era di Comotti. Bellini viene difeso da avanzo. Colombano, il free ball. Subito Braida! Parere mio e ne parlo col regista. Io direi che Federica Braida davanti di sto pazzo può essere promossa schiacciatrice tra un po'. Perché ormai fa di quegli attacchi molte volte che sembra più una schiacciatrice che una palleggiatrice. Braida al servizio. Battute a parte. Attacco vincente di Nonnati. 5 pari. Giuditta Romano. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Lato di Bellini. Molto in difficoltà Bellini su questo attacco. Purtroppo quindi arriva il punto vincente. Cioè il punto vincente, il punto del vantaggio per il consorzio. Il Colle Consorzio Padova, scusate. 6-5 punteggio. Giuditta Romano al servizio. Riceve Piero Bon. Braida. Petruziello. Mani out. Dai pari. Radice Bellini al servizio. Servizio in rete. 7-6 punteggio. Federica Nonnati al servizio. Servizio battuto su Piero Bon. Braida. Petruziello. Attacco vincente. Con una super parata. Claudio De Val evita che la palla vada contro i suoi sostenitori. 7 pari il punteggio. Jessica De Val al servizio. Servizio battuto su avanzo. Colombano subito. Difende Piero Bon. De Val. Petruziello. Out l'attacco. Invece sì. Mani out. Ammette il tocco. Martina Avanzo. 8-7. Vantaggio Rotoblast. Ancora Jessica De Val al servizio. Servizio battuto. Riceve Comotti. Colombano. Avanzo. Murata. Ancora avanzo. Murata 2 volte. Stavolta è vincente. Carli. Da Carli. Monster block, monster block, monster. Ancora Jessica De Val al servizio. 17 punteggio. Riceve avanzo. Avanza ad attaccare. Murata da Manetti. Monster block, monster block, monster. Brava Giulia. Time out per Amaducci sponsor. Consiglio non fanno. Se si muove questo inizia a sentire. Che è anche un po' difettoso. Dico se mi fai il tremolio sento che mi blocco io.
Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. 17 del voto. Dicevo, siamo sul 17 a favore della Rotoblas. De Vale al servizio, battuto su avanzo. Colombani. Avanzo, difende Bellini, Braida. Orlandini, pallonetto, difende Urbinati. Comotti. Avanzo, in rete il suo attacco, 11-7. Ancora Jesse al servizio. Attacco vincente di Boscolo. 8-11. Allora, intanto il capitano Colombano aveva chiesto la rotazione per evitare falli. Il servizio Martin avanza, servizio battuto su Bellini. Braida, lato Orlandini. Out l'attacco di Orlandini. 9-11 il punteggio. Servizio battuto d'avanzo su Bellini. Braida, Manetti, Murata, Piero Bondi difende. Orlandini, pallonetto. Attenzione, Comotti, Murata da Carli. Monster block, monster block, monster, monster. 9. Servito proprio Carli a utilizzare l'ultimo punto. Comotti in mezzo alle mani del muro. Attacco vincente 13-10 e 12-10, scusate. Elena Boscolo al servizio. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Orlandini con l'ausilio del muro, però è nella metà campo. Braida su dall'altra parte. Attenzione. Comotti in pallonetto. Turchiello. Attacco vincente. 13-10. Orlandini al servizio. Servizio battuto su Comotti. Ed è Comotti ad attaccare ed è vincente il suo attacco nonostante il tentativo di difesa di Carlotta Petruzziello. 11-13. Sara Colombano al servizio. Orlandini riceve, Braida, Bellini, pallonetto. C'è la free ball però. Braida, Bellini a due mani. Bellini ha tentato l'attacco lato Petruzziello. Murata, Petruzziello da Romano. 13-12 punteggio. Credo che Carlotta si sia tolta qualche piercing, mi sa, o orecchino. Credo, perché vedo che credo che sia arrivato, sono arrivati i pezzi in mezzo al campo. Servizio di Colombano.
Ace di Colombano. 13 pari. Forse Luca chiamerà il time out. Eccoci, 13 pari. Servizio battuto. Stavolta è out, la partita fuori, stavolta è giusto. 14-13 per la Rotoblast. Fulvia Gridelli al servizio. No, Giulia Manetti al servizio, scusate. Ha ricevuto Urbinati. Braida. Bellini, Murata. Invasione contro Padova. Nico Motti. Ancora Giulia Manetti al servizio. Servizio battuto e arriva l'Ace. Giulia Manetti ancora nel servizio, riceve avanzo. Nonnati, attacco vincente, 14 a 16. Federica Comotti al servizio. Orlandini, Braida, Bellini. C'è la free ball. Torziello, Braida, Bellini, ma Colombano. Attenzione, Orlandini di difendere l'attacco su avanzo. Bellini, mani out. 17-14. Federica Braida al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Pronta la Fede. Ecco il suo servizio. Battuto su Urbinati. Colombano. Avanzo con l'ausilio del muro, però c'è Pierobon che difende. Bellini. Difende Urbinati. Colombano. Attacco. Difende Orlandini. L'attacco di Nonnati. Pallonetto di Petrosiello. Urbinati difende. Lato avanzo. Murata avanzo. Ed è vincente il muro di Nepal. Monster block, monster block, monster, monster. 18-14. Federica Braida al servizio. 18-14 punteggio nel corso del terzo set. Servizio battuto con l'ausilio del net. Urbinati. Colombano avanza ad attaccare. Viene Muratto il suo attacco, ma c'è Bellini che deve difendere. Bellini attacca. Bellini attacca. 19-14. Time out per Amaduci sponsor. Ora scusa, perché tu gli hai detto di sì? Se non ti ho neanche detto di sì. Ti ho detto, ma così tardi avevo detto. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Perfetto. Non c'è modo migliore di ricominciare a ballare con un po' di tosse. Allora, di nuovo in diretta, 19-14. Servizio per Federica Braida che batte su avanzo.
La palla al centro, Romano De Valle! De Monster Wall! block, monster block, monster. Jesse De Wall, 19-14. Che diventa 20-14, scusate. Federica Braida, ancora lei al servizio. Vi ricordo che Amaducci ha già usato tutti e due i time out. Luca Parlatini ancora li può usare tutti e due. Fede al servizio. Servizio battuto. Stavolta è out di poco. Però dai, un bel quassietta. Attenzione, pronto un cambio importante per il Colle Consorzio Padova. Esce Elena Boscolo ed entra Sara Angelini. E adesso bisogna stare molto attenti a questa giocatrice molto esperta, perché vi ricordo che il suo curriculum recita tante stagioni in Serie 2. Quindi Brescia, Orvieto, solo per citare alcune stagioni. Riceve Piero Bon. Subito Angelini. Viene difeso da Braida però. C'è la free ball. De Valle riceve. Braida. Lato di Petruziello. Out al suo attacco. 16-20 il punteggio. Servizio. Servizio Giuditta Romano. Servizio su Piero Boy. Braida. Lato di Bellini. Alice Bellini. Alice Bellini. 21-16. Alice Bellini al servizio. Servizio di Bellini. Battuto. Subito Petruziello ci ha provato. Attacco con l'ausilio del net. Difende Braida. Orlandini. Difende avanzo. Lato di Nonnetti. Petruziello aveva difeso Orlandini. Murata. Orlandini difende. Ancora Orlandini a attaccare. Sul nastro. Sarebbe anche stata infrazione di quarto tocco. C'è cambio di nuovo. Esce Federica Nonnati ed entra Alissa Assolin per il Colle Consorzio Padova. Ed è proprio Assolin a prendere la palla per il servizio. Servizio di Assolin. Pedro Bon riceve Braida. Mannaggia. Un altro attacco out. Tentativo di Petruziello. Forse Luca potrebbe chiamare adesso il suo primo time out del terzo set. Eccolo qua. Allora Fabrizio sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Bianconozza di Bologna. 21-18 punteggio. Sempre a favore della Rotoblat, che però si vede attivare un po' il suo vantaggio. Di Angelini. Ha servito la Jessie al servizio. Servizio. E arriva Reis! Jessica De Valle con l'ausilio del net trova impreparata Angelini. 23-18. Attenzione. Questa volta si spegne in rete. Cambio. Martina Avanzo lascia il posto a Sofia Nalin, che va al servizio. Servizio battuto in rete 24-19.
Set ball per la Rotoplas. Alice Bellini, Carlotta Petrucciello al servizio. Arriva dentro. 2-1, un punticino lo portiamo a casa anche oggi. Andiamo con gli sponsor, torniamo per l'inizio del quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Vacanza è una vecchia che balla, è un uomo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Scusatemi, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, ma quando arrivano canzoni del Festival di Sanremo, come direbbe il grande Pippo Baudo e il grande Mike Buongiorno, mi viene voglia di cantare. Allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Allora, siamo nel corso del quarto set. Lo scorso set l'ha vinto la Rotoplas per 25-19, che adesso conduce la partita per 2-1. Primo servizio per Deval. Vediamo questa azione e poi iniziamo a fare il riepilogo dei punti. Avanzo riceve Colombano. L'attacco di Nonnetti è vincente, sì. 1-0 per il Colle Consorzio Padova. Allora, riepilogo dei punti complessivi. 1 punto per Miori, 3 per Deval e Manetti, 6 per Braida, 7 per Orlandini, ben 19 per Petrucciello, 9 per Bellini. Servizio di Romano. Auto il suo attacco. Scusate, il suo servizio. 1 a pari. 48 punti di squadra per la Rotoplas. Per quanto riguarda la Duna, il Colle Consorzio Padova, il servizio di Petrucciello. Avanzo 4 punti. Nonnati 10. Boscolo 4. 13 Comotti. 3 Colombano. E 7 Romano. Attacco di Avanzo, però viene difeso il suo attacco per c'è la Fribola. Ancora Avanzo, attacca, difende Petrucciello. Braida. Orlandini pallone.
servito. Avanza ancora Murata. È vincente il suo muro. 2-1 Rot. 2-1. Monster block, monster block, monster, monster, monster. Ancora Carli al servizio. Comotti riceve. Colombano. Muro vincente. Giulia Manetti. 3-1. Monster block, monster block, monster, monster. Carlotta Petrucciello ancora lei al servizio. Carlotta al servizio battuto su Comotti. Angelini prova l'attacco. Ancora Angelini, Murata stavolta. Colombano. L'attacco è vincente stavolta di Federica Nonnati. 3-2 il punteggio. Servizio battuto su Bellini, Braida. Manetti, Giulia Manetti. 4-2. Emma Orlandini al servizio. Servizio battuto su avanzo. Orlandini. Angelini subito difende. Orlandini. C'è però una free ball. Si è dovuta impegnare abbastanza. Ancora. No. Ma non Netti. Ha provato l'attacco. Bellini. Difende Urbinati. Attacco. Difende. Bellini. Out. Peccato. 3-4. Ora il servizio, dovrebbe esserci avanzo. Riceve Orlandini, però c'è la free ball subito ed è vincente l'attacco di Comotti. 4 pari. Ancora Braida. Cruziello. Difende l'attacco. Dall'altra parte Comotti. Banetti. Free ball concetto da Orlandini. Nonnati. Angelini. Piero Bon dal lato di Bellini. Comotti. Colomboni. Scusate, Colombano. Attenzione. Ah, attacco out. Attacco out. Stavo dicendo. Proteste della metacampo padovana, ma probabilmente il tocco c'era, non era out e basta. Quindi è andata un po' bene alla Rotoblas. Ma Angelini si vendica subito e fa 5 pari. Praticamente prima aveva detto, prima ha detto il tocco, ma al secondo gli ha detto il secondo gli ha fatto no, gli ha detto sì, esatto, dovrebbe essere lui più piccino. 5 pari. Allora, servizio Angelini out. Sì, ace. Si è la palla in campo. 6-5. Servizio vincente di Sara Angelini. Servizio ancora. Stavolta riceve Orlandini. Braida. Lato Bellini. C'è il salvataggio. Braida subito, si fa buttare. Un po' di egoismo da parte di Braida nel voler provare subito ad attaccare, ma però Federica però qui
può sempre solo attaccare, deve anche fare il palleggio. Peccato. 7-5. Braida, lato Bellini. È vincente l'attacco di Bellini. 6-7 il punteggio. Federica Braida al servizio. Servizio out. 8-6. Servizio battuto su Orlandini. Arriva l'Ace. Mamma mia, Emma l'ho vista andare a stamparsi sul muro. Arriverà il time out probabilmente da parte di Luca Parlatini. Ed eccolo qua. Andiamo con gli sponsor. Non può regolarsi tutti perché di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Siamo 9-6 a favore di Colle Consorzio Padova. Il viso battuto su Piero Bon. Braida, Petruziello. Eccola, tornato il nostro super opposto Carli, che va a 20 punti. Dice Bellini al servizio. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto su Urbinati. Urbinati attacca, difende Braida. Piero Bon. Petruziello. Carli. Alice Bellini al servizio. Alice, battuto su avanto e arriva l'Ace! 9 pari. Alice ancora lei. Servizio. E arriva. È out. 19 il punteggio. Federica Comotti al servizio. Comotti il servizio su Bellini. Braida. 11-9. Ancora Comotti. Servizio battuto su Bellini. Braida, lato di Petruziello. Petruziello tocca il tetto. Iniziano 11. E Andrea, la prossima è il 5 febbraio, vero? Scordone. Qua. Jessica De Valla, capitana al servizio. Urbinati. Colombano. Attacco di avanzo, viene difeso proprio da Jessica. E nessuno che si... Nessuno era lì pronto.
12-10. Servizio di Romano, battuto su Bellini. Braida. Subito Manetti. Viene murato il suo attacco, 13-10. Ancora Giudita Romano in servizio. Riceve Bellini, Braida. Petrucchiello. Difende Angelini. A sfiorare il tetto, però c'è una free ball. Bellini. Braida al lato di Petrucchiello. E anche Carli. È il nostro elemento in più, Carlotta. 12-13. No, 11-13, scusate. Carli. Servizio out. 14-11. Si gioca tanto in questo set. Padova per restare in partita. La Rotoplas per portarsi a casa i 3 punti. Servizio nelle mani di Nonnati. Servizio battuto. Portata di Bellini. 15-11. 15-11. Intanto cambio di nuovo del libero. Carlotta Elena Pirobon prende il posto, lascia il posto, scusate, a Anna Cramerotti. Servizio battuto, riceve Bellini. Muro. Attacco subito di Colombano, la capitana. 16-11 punteggio. Luca chiamerà il suo secondo time out ed eccolo qua. Fabri sponsor. Smart Sound. Smart Sound. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, quarto set della 13ª giornata campionato Serie B1 Girone C. Vi ricordo che siamo al giro di boa di questa stagione. La prossima partita sarà tra sarà tra ben 3 settimane. Scusate, 1, 2, sì, tra 3 settimane. Sabato 5 febbraio. Petrucciello. Provato l'attacco ma viene difeso. Avanzo, muro vincente di Manetti. Monster block, monster block, monster, monster, monster. 12-16. Emma Orlandini al servizio. 12-16. Servizio battuto su avanzo Colombano. Attacco di Angelini e Vincente. 17-12. Il servizio dovrebbe esserci, credo. Avanzo, sì. Orlandini ha ricevuto. Petrucchiello. Carli. 13-17. Giulia Manetti al servizio per la Rotoblas. Servizio battuto. Riceve Urbinati. Colombano. Nonnati. Pallonetto vincente. E vale il 18-13. Attacco diagonale destro. Servizio di Angelini battuto su Cramerotti. Braida. Lato Petrucchiello. Murata il suo attacco. Braida. Bellini.
Difende avanzo Colombano. Comotti. Difende Bellini. Subito Romano. Attacco vincente. 19-13. Angelini servizio Orlandini, arriva Leite. 20-13. Legna calta pronta ad entrare proprio per Orlandini. Calta, non calità. Cose non importanti. Servizio di avanzo battuto su. Però c'è già la free ball. Comotti. Out all'attacco. 14-20. Vede. Inizio battuto su avanzo. Colombano. Comotti in mezzo alle mani del muro di Carli e Getti. 21-14. Muro sfondato. Chiara Paoli pronta ad entrare. Esatto, eccolo qua. Ed esce Federica Braida. Allora, pronta a riprendere il gioco con Elena. Scusate. Con col capitano Colombano. Petruziello. Difende Urbinati. Attacco in pallonetto tentato dalla numero 11 e vincente Federica Nonnati. 14. Si avvicina al tie break, signori e signori che siete collegati via etere nelle vostre case. Tentare di tie break. Servizio battuto su Bellini. Paoli. Petruziello. Carli. 15-22. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto su Urbinati. Colombani e vincente l'attacco di Romano. 23-15. Servizio è di Comotti. Riceve Bellini. Paoli. Tentativo di Legna. Ed è punto vincente di Legna. Col mani out. Di Legna calza 16-23. La capitana Jessica De Val al servizio. Jessica De Val. Jessica su Urbinati. Colombano. Avanzo. Carli. È veramente l'elemento in più la Carli. 17-23. Jessica De Val, ancora lei al servizio. Riceve avanti e arriva lei. Time out forte per Luca Lorenzo Amaducci ed eccolo qua, sponsor.
Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, 18-23 per il Colle Consorzio Padova di Jessica De Vala. Ancora lei al servizio, riceve Urbinati. Colombano, l'atto di avanzo, però viene murato il suo attacco. Ancora avanza ad attaccare e ancora una volta viene murata. Urbinati, free ball. Bellini riceve. Paoli, Petruzziello, stacco vincente di Cardi. Monster block, monster block, monster, monster, monster. 19-23. Ancora Jessica De Vala al servizio. Servizio di Jessi, battuto Urbinati. Colombano, lato di pallonetto di Nonnati, difende De Val. Ilenia calza Urbinati. Attenzione con l'ausilio. Invasione contro la Rotoblas, esatto. Peccato. Un buon break si chiude per la Rotoblas, 24-19. Adesso c'è la possibilità di set ball per il Colle Consorzio Padova. Servizio di Romano, riceve Bellini. Paoli. Murata Manetti da Nonnati, 19-25, quindi andiamo al tie break. Adesso andiamo con gli sponsor, torniamo per l'inizio del tie break, è decisivo per la conquista dei 2 punti da entrambi i lati. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? E insomma, di nuovo in diretta. Sembra assurdo, ma siamo di nuovo in diretta.
Pensavamo di chiuderla al quarto set, chiuderla al terzo da entrambi i lati, e invece ce la giochiamo al tie break. Jessica De Val al servizio di questo primo servizio del tie break. Servizio battuto. È out il servizio di De Val. Primo punto per il Colle Consorzio Padova. 1-0. Riepilogo dei punti della squadra della Rotoblast. Servizio di Sarangelini intanto. Servizio battuto su Bellini. Braida. Bellini proprio. Pallonetto. E vincente l'attacco dell'Alli. 1 pari. Al servizio Carlotta Petrustiello. Caterina Miori 1 punto. 4 De Val. 5 Manetti. 7 Braida. 8 Orlandini. Ben 27 Petrustiello. 11 Bellini. 1 Calza Ilenia. 64 punti di squadra. Servizio battuto su Comotti. Attacco di Romano, difende. Ci ha provato a difenderla Piero Bon. 2-1 la convincente di Romano. E allora andiamo a vedere i punti. Andiamo a vedere i punti di questi 4 set del Padova. 5 punti Angelini, 4 Avanzo, 15 Nonnati, 4 Boscolo, 16 Comotti, 5 Colombano, 9 Romano. Servizio battuto su Piero Bon. Tentativo di Manetti che non è andato a buon fine. Attacco è in campo l'attacco, sì. 3-1 per Padova. E i punti di squadra di Padova sono 58. Servizio battuto Braida. Petruziello Murrata. Petruziello 4-1. Arriverà il primo time out per Luca Parlatini che è già sull'attenti. Avanti. Pronta la palla. No, non chiama il time out. 4-1. Vedo delle facce spente nel lato della Rotoblast. Spero di sbagliarmi, ma io sto intravedendo questo. Orlandini 2-4 Orlandini. Emma Orlandini al servizio. Servizio di Emma Orlandini. Riceve avanti Valente. 3-4. Servizio battuto su oddio. Nonnati era Bellini. E arriva l'attacco vincente. E io e Saba ci stavamo per lasciare la faccia. Infatti possiamo dire che abbiamo avuto un ottimo centrale qua nella nostra postazione, che è il nostro regista Fabrizio Saba, che ha dovuto alzare le mani del muro per evitare guai alla faccia. Emma Orlandino, il servizio battuto su Nonnati. Colombano, Nonnati, attacca, difende Bellini. Braida, lato proprio di Bellini. Difende Avanzo, credo. Nonnati, mani out di Braida, peccato. 5-4 per Padova. E Comotti al servizio. Servizio su Orlandini. Braida, lato di Petruziello. Difende proprio Colombano. Monetti, Murata. Bellini, Murata, Bellini, Murata, Bellini. 6-4. Servizio di Comotti battuto, Braida.
Bellini, pallonetto, difende Comotti. Di Nonnati. Passato dietro l'asta. Esatto, 7-4. Allora, vediamo. Vediamo se Luca chiamerà il timeout adesso. No. Comotti ancora lei al servizio. Al momento le due... Dal lato Padova, due sono le giocatrici che si stanno giocando il titolo di MVP. Attenzione, Federica Braida lascia il posto a Chiara Paoli. E mi sa che Federica non l'ha presa bene. Che stava scuotendo la testa. Non so se perché è un po' rammaricata di come ha giocato, di qualche ultima azione, o se non ha proprio accettato il cambio. Servizio di Comotti, riceve... Bellini, pallonetto, difende Colombano. Nonnetti, out, l'attacco sbagliatissimo, l'attacco di Nonnati. 5-7. È ancora finita questa partita. Giulia Manetti al servizio. Servizio battuto su avanzo. Colombano, Nonnati. Oh! Pallonato su Chiara Paoli. 8-5. Si procede col cambio campo allora. Esatto. Allora, intanto che c'è il cambio, allora l'MVP, che sicuramente nel volano a mani basse, se dovesse vincere volano, sarà Carlotta Petruzziello. Dal lato invece del Colle Consorzio Padova, Federica Nonnati e Federica Comotti sono i due che si giocano il titolo di MVP, anche se direi che è più avvantaggiata Federica Comotti. Allora citiamo, sta per cominciare. Stiamo entrando nella parte finale di partita. Ci sono 3 punti a separare le due formazioni. Giudita Romano al servizio per il Consorzio Padova. Paoli. C'è la free ball adesso. Colombano, lato avanzo. Difende Paoli proprio. Aiuto di Petruzziello. Bellini, pallonetto. Difende Comotti. Difende ancora Petruzziello. Paoli ancora dal lato di Bellini. Murata Bellini. Vediamo se gliela... Lato di Petruzziello. Un po' in controtempo Petruzziello. Angelini. Errore in attacco di Angelini. Quarto tocco, 6-8. Chiara Paoli al servizio. Chiara Paoli battuto sul servizio. Attenzione. Ah, ma è attacco out, sì. Attacco out di Nonnati. 7-8. Ancora Chiara Paoli al servizio. Colombano. Colombano. Stavolta l'attacco di... attenzione. Bellini, free ball. Lato di Nonnati. E stavolta in mezzo alle mani di Bellini e De Valle. 12 e... Scusate. Nonnati 9-7. Federica Nonnati al servizio. Servizio in rete di Nonnati. 8-9. Alice Bellini al servizio. Servizio battuto, riceve
Comotti, attacco di Angelini vincente. 18 il punteggio. Martina Avanzo al servizio. Servizio battuto su Piero Paoli. Petrucciello. Carli. Ora al servizio c'è Jessica De Val. Servizio della Jessie adesso. 19. Battuto su Comotti. E Comotti ad attaccare e vincente l'attacco. Non la fare per De Val. 11-9. Adesso per Padova. Sara Angelini al servizio. Servizio in rete di Angelini. 10-11. Carlotta Petrucciello al servizio. Servizio battuto tu. Urdinati, c'è free ball. Carlotta Petrucciello. Paoli. Orlandini! 11 pari! Time out per Amaducci. Fabri, andiamo con gli sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo sull'11 pari. Siamo sempre più vicini alle battute finali. Carli in rete, il servizio di Carli. Che peccato. 12-11 per Padova. Sara Colombano, la capitana del Padova, al servizio. Servizio battuto con l'ausilio del net Petrucciello. E arriva l'Ace. - 13-11 adesso. Tra le due formazioni. Ancora la capitana Colombano al servizio. Servizio battuto, riceve Piero Paoli, Manetti, Giulia Manetti. 12-13. Giulia Manetti, 12-13. Pronta a rientrare in campo Braida per gli ultimi punti. Per Chiara Paoli. Orlandini al servizio. Servizio di Orlandini, riceve avanzo. Attenzione. Attenzione, difende Orlandini. No. C'è il match ball adesso per il Colle Consorzio Padova. Al servizio. Probabilmente l'MVP di oggi se vincerà Padova. Federica Comotti. È stato la linea forse lì. Orlandini però riceve. Bellini. Difende Urbinatti. Attacco. Difende Petrucciello. Braida. Lato Bellini.
E la partita ancora viva, 13-14. 13-14. Giulia Manetti. Time out per Amaducci, un altro sponsor. Non ce la faccio più. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, battute finali di questo tie break. Giulia Manetti al servizio, 13-14, un altro match ball per Padova. Servizio battuto, riceve Comotti. Non Nati, non riesce a colpire Bellini e l'attacco è out. E finisce qui. Padova, il Colle Consorzio Padova batte la Rotoblas Volano Volley al tie break. Peccato davvero. Purtroppo siamo stati sconfitti al tie break per 13-15 e il Colle Consorzio Padova espugna l'Arena Biancorossa. Peccato. Purtroppo abbiamo campato purtroppo negli stessi errori che abbiamo visto nelle ultime partite. MVP dell'incontro alla fine, dopo una lunga battaglia, sarà Federica Comotti per la formazione di Padova. Allora io vi invito a segnarvi in agenda il prossimo appuntamento della Rotoblast, che sarà sabato 5 febbraio alle 8:30 all'Arena Biancorossa di Volano contro il Giorgione, per l'inizio del girone di ritorno. Grazie a tutti allora per averci seguito. Allora un saluto ad Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. Fabrizio Sava, il nostro regista. L'appuntamento, caro Fabri, ci rivediamo tra 3 settimane qui all'Arena Biancorossa ad affiancarci. Grazie a tutti voi l'augurio di una serena notte. Ci rivediamo il 5 febbraio. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to take you? Does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to
so I'll take you